imprese Wellstep è nata nel 2015, oggi conta 14 imprese, quindi è cresciuta nel corso del tempo e la finalità con la quale è stata creata questa rete è quella di promuovere all'interno delle aziende appunto che ne fanno parte delle azioni di welfare per i dipendenti. Questo perché? Perché si crede che il welfare sia uno strumento di retention, di engagement e che può essere uno strumento proprio utilizzato dalle imprese, dalle aziende per migliorare quelle che sono le performance aziendali. Ci sono tanti studi che insomma lo dimostrano, che l'hanno dimostrato analizzando i dati, migliorando il benessere dei lavoratori, di conseguenza si migliorano le performance dell'azienda. Le imprese che compongono la rete sono praticamente tutte nella zona, diciamo, bresciana, ma ce ne sono alcune anche nella zona dell'Emilia-Romagna. Sono tutte imprese molto diverse tra loro, ci sono imprese grandi che superano anche medio-grandi, insomma che superano anche 500 dipendenti, così come imprese molto piccole, anche sotto i 20 dipendenti di settori completamente diversi tra loro. Ci sono aziende del settore metalmeccanico come plastica, ma anche settori che esulano insomma dalla pura produzione, ma comunque l'intento comune è quello relativo appunto alla promozione del welfare all'interno delle aziende. In totale la rete conta più di 3.200 dipendenti, quindi le azioni di welfare che vengono implementate poi coprono questo tipo di popolazione aziendale. Rubinetterie Bresciane è chiamiamola capogruppo, tutto è partito da Rubinetterie Bresciane, la volontà è stata quella appunto di creare questa rete di imprese e questa iniziativa è partita dal Cavaliere Aldo Bonomi che in quel periodo lavorava in Confindustria Brescia, era presente in Confindustria Brescia e aveva iniziato a lavorare sul tema delle reti impresa, quindi lui credendo molto in questo progetto ha voluto avviarlo partendo da quella che è l'azienda principale del Bonomi Group. L'impegno diciamo è partito da qua ed è tuttora il nostro, nel senso che siamo noi che cerchiamo di mantenere attiva la rete. Ci sono 2 o 3 incontri all'anno a seconda un po' delle necessità e dei temi che ci sono da trattare e siamo noi che siamo stati quelli che sono un po' partiti con determinate iniziative che hanno fatto un po' da nave scuola e poi anche per le altre aziende del gruppo rispetto all'implementazione dei servizi che poi sono appunto stati presentati alla rete e implementati dalla maggior parte delle aziende che ne fanno parte. Il nostro impegno è relativo al fatto anche di essere i promotori non solo delle iniziative ma anche proprio dei rapporti che si creano poi con i fornitori che ci seguono per la parte di welfare e ci facciamo portavoce rispetto alle altre imprese che fanno parte della rete di tutte quelle problematiche, necessità o azioni di miglioramento necessarie o richieste di qualsiasi natura che poi appunto andiamo a portare al fornitore che ci segue per andare a migliorare sempre più i servizi che possiamo offrire ai nostri dipendenti. Oltre a questo il nostro ruolo, essendo comunque la nostra un'impresa grande, quindi anche strutturata, soprattutto per le aziende un po' più piccole della rete, è quella di dare una consulenza attiva. Quindi quello che spesso ci troviamo a fare è proprio rispondere a delle esigenze di chiarimenti in un mondo che diventa sempre più complicato dal punto di vista anche della normativa, perché appunto noi abbiamo una serie di contatti che ci agevolano in questo e siamo di supporto alle varie aziende della rete. Le iniziative che promuove la rete sono tantissime, sono state tantissime in questi anni. Dal 2015 ad oggi sono stati implementati dei piani welfare
in quasi tutte le aziende del gruppo, ma la cosa secondo me molto importante è che ogni anno lavoriamo su dei temi differenti che possono essere, faccio un esempio, l'anno scorso abbiamo introdotto con l'associazione ANT una campagna di visite mediche preventive per appunto la parte dei tumori che abbiamo implementato prima sempre nei rubinetti dei bresciani, ma che poi sono state presentate anche ai membri della rete e implementate in molte delle aziende che partecipano. Così come altri temi, per esempio stiamo lavorando su un tema che riguarda gli asili nido per i dipendenti e quindi su come creare delle strategie per riuscire a diciamo, attivare un servizio anche con le strutture presenti sul territorio, ma con la forza di 3.200 dipendenti, per agevolare appunto questo servizio per i dipendenti che ne hanno necessità. Queste sono solo alcune delle iniziative che abbiamo implementato, ma la rete è viva e di conseguenza anche tramite l'apporto di tutte le aziende presenti spesso capita che arrivino delle segnalazioni di iniziative interessanti che poi andiamo ad approfondire, a proporre e a sviluppare nel caso in cui ci sia l'interesse. Punto di vista, i vantaggi dell'essere a capofila, diciamo, di una rete impresa, sicuramente sono anche non solo delle aziende dipendenti, ma forse è un concetto anche un po' più ampio, no? Perché promuove il benessere e il welfare anche sul territorio e quindi credo che questo sia per le imprese ormai un aspetto che sempre più contraddistingue le imprese, come posso dire, attente, no? Anche al territorio, all'ambiente, ai dipendenti, un po' anche a 360 gradi. Oltre a questo, credo che comunque il confronto tra diverse realtà sia sempre positivo, perché nascono idee, nascono confronti anche rispetto a situazioni o esperienze che sono state vissute da chi partecipa che sono arricchenti perché creano quel valore aggiunto proprio dello scambio che può portare poi anche a implementare delle azioni interessanti per l'azienda stessa. Credo che la partecipazione a una rete in generale, soprattutto questo anche per quanto riguarda le aziende magari più piccole, possa essere un vantaggio in termini di consulenza, perché ovviamente si sa quello che un po' anticipavo anche nella domanda precedente, chi ha un'azienda grande, strutturato e ha una serie di possibilità di confronto può sviluppare determinate attività e determinati servizi, chi invece magari è un po' più piccolo fa più fatica ad accedere a un certo tipo di informazioni, quindi lì la forza della rete si vede anche rispetto a questi temi. Ci sono anche dei vantaggi economici, perché per esempio abbiamo implementato questo sistema di welfare con un fornitore che segue tutta la rete, quindi abbiamo fatto un contratto quadro che coinvolge, che appunto può essere utilizzato da tutte le imprese della rete e anche da questo punto di vista c'è un vantaggio perché ovviamente il fornitore ha una base di 3.200 dipendenti su cui poter formulare un'offerta che sicuramente risulta più vantaggiosa rispetto a quello che può fare un'azienda singola. La stessa cosa vale per altri fornitori con cui si viene in contatto, la forza di unire così tante imprese, così tanti dipendenti, ti mette in una condizione davanti ai fornitori che poi decidi di utilizzare per espletare i servizi che vengono implementati è sicuramente maggiore e anche noi abbiamo visto per esempio quando ci troviamo e emergono una serie di anche migliorie da poter fare, no? Insomma, quando emergono dei punti di miglioramento, la forza
che noi abbiamo nei confronti dei nostri fornitori, anche di attenzione dal loro punto di vista nei nostri confronti, sicuramente maggiore, anche questo porta un beneficio importante. E poi c'è proprio un po' anche, come dicevo anche prima, il confronto. Sicuramente questo è uno dei vantaggi più importanti perché tramite il confronto nascono tantissime idee e questo è sicuramente un vantaggio.